Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, vai, siamo con la boa speranza dopo il grandissimo successo anche in Coppa Asia Pacifico. Adesso inizia la Formula 1 e vi avverto già, la situazione è la seguente. Siamo ultimi in tutto praticamente, piloti siamo la settima forza, monoposto l'ultima, quartier generale la penultima, staff e sponsor per fortuna bene, ma sono cazzi, anche i piloti sono scarsi, comunque, vabbè, adesso vediamo che possiamo fare, ma sarà durissimo. Progettazione del prossimo anno mi danno 7 milioni ragazzi, sarà praticamente, mamma mia. Ragazzi, io sul portatile mi sto scaricando mi sono scaricato la mod, quella per avere tutte le robe ufficiali. Però non mi parte il gioco, ragazzi. Se qualcuno ha provato, se mi può dare un'indicazione su come fare, perché proprio non riesco a far partire il gioco. Vabbè, allora che sboccia, guarda che roba. Sicuramente, cioè già solo con questo spendo tutto. Ragazzi, la prima stagione sarà molto, molto dura. Allora. Ok, possiamo migliorarla quantomeno, però ragazzi, lei è un disaster. 9 milioni li spendiamo, ok. Dopo qua. Possiamo fare 6 milioni, siamo a 15 milioni. Qualcosa che, beh, insomma, non è male, però stiamo così. E cosa vuol dire? Aspetta un attimo. Possiamo fare così. Consumo gomme. Lo teniamo così. Boh, vediamo. Non lo so, ragazzi. Madonna, che bella sta roba. E qua abbiamo 15 milioni dopo. Qua materiali. Mamma mia. 8 milioni. Vediamo. Dobbiamo tenere equilibrata. Così, siamo a 24 milioni. Freni. La teniamo così, io non so se sto sbagliando o meno, però è l'unica. 29 milioni, avevo ancora 6 milioni per vedere di prendere un pilota magari. Fiori sarà un'impresa disperata. Ok. Ok, stiamo progettando sta cazzo di macchina. Ma guarda che roba. Mamma mia, siamo delle pippe atomiche. Siamo delle pippe cosmiche, ragazzi. Allora. Aspetta un attimo. Pilots. Ricerca talenti. Ecco, vedi che sporo questa. Mamma mia. A tutto 20. Sì, sicuramente. No, adesso prendiamo un bel giovane. Allora, un bel giovane. Oronzo Vial. 4 stelle, 20 anni. Però è già il massimo della sua forza. Vediamo un attimo. È il più forte, a parte Ricky De Grau. Perché non può venire Ricky? Ti odio, Ricky. Oronzo. Interessato. A sto punto ci prendiamo l'italiano. Però che cazzo leviamo? Quello è il problema. Vabbè, adesso vediamo, adesso valutiamo. Sotto la pari. Allora, per gara 400 per 2 anni. Bonus alla firma. Proviamo così, vediamo se possiamo negoziarlo, speriamo. Però la vedo molto dura, prodigio, imprevedibile, costanza meno dura, a disagio a casa. La gara di casa fa proprio cagare, agenzia di moda, commerciabilità più 20, ok. Ok, qua.
Vai. Simulazioni per le gomme. Simulazioni che si possono ottenere dei profitti riguardanti. Allora. Beh sì, dobbiamo farla anche se perdiamo 1 milione, ma potenziamoci se possiamo. Beh, qua non siamo messi male. Carburante facciamo cagare. Adesso vediamo, adesso vediamo. Contratto accettato. Attenzione. C'ho Pino a 30 anni però. Pino a 30 anni, solo che perdo costo per rescissione del contratto 3 milioni. Cioè, è un bel problema questo, è un bel problema perché voglio Ronzo, voglio un giovane. Voglio un giovane, fare un sacrificio, ma un sacrificio che mi costa tantissimo. Cioè, sinceramente non lo so. Non lo so, non so che fare. Questo per gara 4,19. A me Pino ha deluso, io voglio l'italiano. Finalmente un italiano. Togliamo Pino, perdiamo 3 milioni e vaffanculo. Ci togliamo, tolto il dente, tolto il dolore, dai. Ok. Però mettiamo... Ok, sono 2 piloti principali e la riserva, vabbè, teniamo sto stronzo almeno. Ecco, come soldi perdiamo poco, solo che non possiamo sviluppare niente. Questo è il vero problema. Ok. E abbiamo un italiano. Oh, finalmente. E me la godo. Non possiamo spendere un cazzo. Siamo in Formula 1 adesso il Cumone fare i miracoli con una scuderia, cioè con una macchina veramente di merda. Allora. Gustavo Costa grazie ad aver iniziato a militare perché aiuta a rilassarsi prima della gara. Ok. Perfetto, bravo Gustavo. Henry Chapman con un accordo confermato. Quindi Chapman 34 anni, che spora una bestia. Sarebbe Gigi Hamilton praticamente. Cazzo, non mi sono accorto, potevo... però vabbè, non importa. Io volevo il pilota italiano e adesso vediamo. Beh, come siamo messi qua? La piloti addirittura sono sceso, bene, bene. Vabbè, me ne frega un cazzo. Staff, bene, sponsor male perché Gustavo portava sponsor chiaramente. Vabbè, allora. Vediamo, ce n'è uno che costa poco libero, cazzo. Ok, Pino, vabbè. Ciao Pino, 20 anni, fanculizzati. No, uno con un potenziale grosso, niente, non c'è. Tra i 16 e i 22. No, ce ne sono anche, ma se mi costassero poco, puttana merda. Cioè, questo kazako è forte, però... Anche sto francesino qua. 20 anni, già con i capelli con i baffi bianchi. Leader nato, contatta pilota. Sì, ma ti do un cazzo, non ti do, cioè nel senso... Ok. Sì, posso dare bonus alla firma così. Così almeno 2 piloti buoni. Qua chiaramente il quartiere generale. Ci vado a perdere soldi. Io potrei anche rischiare. Madonna, fioi. Dove su cosa potremmo migliorare? Sta anche piovendo qua. Allora, vediamo. 15 milioni, che spazio. Mi sembra un po' tantino. Fioi, lei è dura, però lei è molto dura. Centro di telemetria. Costanza e fluidità. Sviluppo dei freni, sblocca gli elementi per lo sviluppo dei freni e migliorare le abilità nella frenata. Insomma, gli elementi per il lettone posteriore, managevole... costano tutti tanto, però... L'eliporto sblocca gli sponsor a 5 stelle. Ecco, questo potrei farlo. Costruisci. Ok. Molto bene.
E poi potenziare, che sport, ma quanto costa sta roba, oh? Centro per lo staff, meteorologia, galleria del vento, progettazione, ok, stabilimento. Costano troppo, niente. Vediamo, vediamo, vediamo. Modifiche, cosa vuole? Tutto contento, tranne questo. 2 sì, vabbè, ma guarda, stai buono perché vaffanculo, sinceramente. Vediamo un po'. Quartier generale, allora avremo dalla catena del quartier generale. No, vabbè, anche se Viale perde un po' di morale, fotte sega adesso. Ha accettato l'offerta. Bene, bene. Firma. Mandiamo via sto stronzo. Molto bene. Così abbiamo 3 piloti buoni. Sto ventenne Bossier. Buono, buono. Se la squadra c'è. I piloti fanno sempre cagare, ma va bene. Voglio, come si dice, portare migliorare la buona speranza e dare un futuro per quando me ne andrò via, insomma. Perché comunque io voglio puntare a un top team di Formula 1, chiaramente, e sarà difficile con questo arrivarci. Livrea stagione 2019. E cos'è sta roba? Hanno messo nuovi colori? No, sempre quelli. Ma perché? Vabbè, adesso scelgo... ottieni nuovi livree. Ah, bene, ragazzi, ci becchiamo dopo. Mi piace un casino questa. Rossa e nera, dai, voglio fare come prima in Formula 1. Andiamo un po' con il rossone e romina. Vai. Ok. E mo, la boa speranza è pronta per un'avventura veramente difficile. Se bisogna capire quale sarà l'obiettivo dello sponsor, perché cioè, non è che possiamo fare tanto, eh. Test prestazionali, bene. Ok. Faremo cagare, lo prevedo già. Però, vabbè, insomma. La nostra macchina sappiamo che è inferiore. 12° Costa e via l'ultimo. Bene, madonna. Dai che siamo forti. Mamma mia. Sarà duretta, eh? Sarà molto molto dura. Ok. L'obiettivo è ancora in fase di decisione. È stato ottimi risultati questo weekend. Bah, vabbè. Vuol dire che gli obiettivi non sono tanti. Vediamo. Sesto posto costruttori. Oh, proviamo. Che bello ragazzi, possiamo scegliere addirittura i set da portare, no? Che credo. Quanti possiamo portarne massimo? Ah, ok, beh, chiaro, certo, 13. Allora. Questo è un bel dilemma. Allora, portiamo 4 morbide, 4, dure 3, no, facciamo 4, no, facciamo così, 6, 6, 3 è lo stesso. Vediamo ragazzi, devo un attimo capire, sarà durissima la prima stagione, mamma mia. Componenti. Qua abbiamo tutto così, quindi... Però cioè, Gustavo Costa deve avere le cose più belle, però. Attenzione. Ok. Ok.
Ha vinto il campionato, mi ha fatto vincere il campionato, ci mancherebbe anche altro, insomma. Ok. Ragazzi, perfetto ragazzi, perché molto molto difficili, 15esimi e 17esimi. Allora. Sarà un'impresa abbastanza dura, mi vi dico, fioi. Allora. Assetto gara e gomme medie. A sto punto i setup meglio di così non sono riuscito a fare, ragazzi. Scelta delle gomme via, lo facciamo partire con le gomme hard. Proviamo a fare una strategia veramente di proprio di cercare di fare quasi una sosta, vediamo, proviamo. Sono 28 laps e lo carichiamo anche al massimo. Mentre il buon Costa, partiamo già con il bonus delle medie e mettiamo 16 giri e vediamo, raga, sarà molto dura, ve lo dico già, sarà un'impresa titanica. Vediamo, finalmente un pilota italiano nella scuderia di Veneziano, ho certificato Pino che era sicuramente molto molto più forte, ma fotte sega, inizia il campionato di Formula 1. Tensione altissima, ragazzi, siamo messi male, siamo una scuderia piccola. L'obiettivo è arrivare a meno sesti, non ho visto le regole dei punti, io sono un coglionazzo. E andiamo, raga. Si parte. Siamo 15esimi, 17esimi. Costa è già 12esimo comunque. Bravo Costa. Bravo Costa Crociere. Anche fare qualche punto è fondamentale. Nella prima gara di Formula 1. Quando ti sono sparati chiaramente subito. Lasciamoli sfogare un po' e poi cominciamo ad andare al nostro ritmo. Ok. Alta, media. Alta, neutrale. Perfetto. E mo vediamo. Viale 16esimo. Vediamo quanto dura con ste gomme. Ha già fatto un bloccaggio. Non ho parole. Costa 13esimo. Vai Costa, vai Costa. Costa è un buonissimo pilota, ragazzi, anzi un grande, ha vinto il mondiale. Vial è in grossissima difficoltà. Con Vial dobbiamo spingere. E comunque le gomme ce lo permettono. Vediamo cosa combina Vial. Però veramente Vial ha già le gomme molto molto consumate. Le ha più consumate di Costa. Beh, Costa è un gran pilota, comunque. Vediamo se riusciamo a tirare su Vial, a renderlo anche lui un grande. C'ho Sesti nella costruttori, non sarà facile. Viale è veramente indietro, fio, Mancano 24 laps. No, mamma mia. Che scuderia di merda che abbiamo, ragazzi. Quest'anno la Boa non è protagonista, fio. L'altro anno ho vinto la prima gara. Ho vinto tutto, praticamente. Devo anche abituarmi a ste regole delle gomme, delle robe. Ci vorrà un po', raga, ve lo dico. Cioè, Viale già il 60%, Dio Cristo. Costa non si scorda dalla 13esima piazza, purtroppo. Anzi, sta arrivando Piaget. Piaget, non so chi cazzo sia.
Sì, ste gomme dure veramente mi hanno deluso alquanto. Dai Costa, dai Costa. Purtroppo non recuperiamo niente con le soste ai box degli avversari. Bene, molto bene. Mi fa piacere questa cosa. Siamo 12esimi. Ma la Sharp, ragazzi, Sharp è devastante, ragazzi, ha tipo tutto 20. Qualcuno ai box, vediamo se guadagno qualche posizione. Non guadagno una mazza. Mamma mia, raga, sarà veramente, veramente dura. Vabbè, possiamo spingere con Vial. Mancano 20 giri. 20 fottutissimi giri. Recuperiamo qualche posizione. Però quantomeno stiamo tenendo bene le gomme con Costa. Costa può fare qualche punto, lo può fare nel corso del mondiale. Sono sicuro di questo. Le condizioni non sono buone della macchina. Vial è messo veramente male. Comunque le dure mi hanno deluso tantissimo. Costa deve stare in pista il più possibile. Solo così possiamo farcela. Magari a fare un miracolo. È che non so quanti vanno a punti, cazzo. Devo guardare le regole, sono un pippone. Allora, Viale ai box. Allora, mancano 18 laps. Ok. Dai, Vial. Costa è nono, ma chiaramente non per molto. Viale ultimissimo. Si vede che ha 20 anni Vial, ma secondo me ha margini di crescita, speriamo. Tanto noi ci godiamo Costa, sta comunque guidando bene. E deve ancora andare ai box Costa. Se facciamo fare un ultimo giro a bomba. E per lui mancano 17 giri. Può anche finire la gara teoricamente. La vedo durissima, però. Ok. Vai Costino. Vai Costa, vai veloce ai box. Niente, Viale, 18esimo Viale, il buon Viale 18esimo. Ok, Costa ai box. Errore, ma no, ma no, ma no. Pesantissimo questo purtroppo. Pesantissimo raga, pesantissimo. Costa, dai cazzo, però Ribeiro le gomme con una mescola debole rispetto alla nostra. Viale 17esimo. Vediamo Viale. Previsioni meteo chiaramente neanche le guardo perché ha sicuramente bel tempo. E adesso vediamo con questa strategia kumendiana. Vediamo dove ci può arrivare Costa. Viale 17esimo, Costa 12esimo. E siamo una delle peggiori scuderie in tutto purtroppo. Ci vorrebbe qualche incidente, qualcosa davanti. Bisogna sperare veramente nella bagarre, nel bagarotto davanti. Dai che vogliamo il bagarotto.
Oddio, che problemi hai, Dio Cristo. La lettone 18. Non rompere i coglioni. Via il semplice 17esimo, il nostro italiano. Cosa sto combinando? Vial non si sa, l'hanno superato, stai calmo Vial. Costa è decimo. Dodici giri alla fine. Vial torna 17esimo, ma... Dai, cazzo, dai il colpo di culo, dai il colpo di culo, niente. Vogliamo un colpo di culo che non arriva, purtroppo. ...65%, carburante 14, tra poco posso spingere anche di più con Costa, però... La realtà è questa. Siamo una macchina da metà classifica con Costa, perché almeno lui è forte come pilota. Volevo fare dei debiti e sperare, ragazzi, perché non voglio essere licenziato dopo tutto quello che ho vinto, porca puttana. Siamo solo la prima gara, dai. Non dobbiamo disperare. Non bisogna disperare, fioi. E via. 3%, molto bene. Catroia, oh. Ho dei componenti che mi preoccupano, stai buono. Tiriamo a bomba con Vial perché tanto non ce la fa arrivare alla fine. Costa sempre decimo. Bravo Vial, almeno fa qualcosa il nostro Ronzo. Costa deve tenere duro almeno fino alla fine, speriamo, ma la vedo molto dura. 8 giri può farcela, ma a fatica. Dai Costa, 8 ups. Se via lo mandiamo ai box. Proviamo con le soft. Non cambio niente. E vai. Vai Vial. Problema meccanico. Che problema ha? Vabbè. Tanto cambia poco purtroppo. Dai, via il 16esimo. Beh, 6 giri li può fare anche a bomba secondo me. Costa sempre decimo, nulla da fare. Ha problemi Costa allora? Sì, problemi per Costa. Mamma mia che inizio, raga. Mamma mia. Mamma mia che inizio. C'è Viala addirittura è davanti. Inizio disastroso, raga. E incredibilmente Vial è 14esimo. Bravo Vial che si è riscattato. Ci siamo con le super soft, ma mancano pochi giri. Veramente... veramente dura. Lo so Vial, ma c'è poco da fare. Bravo Vial.
Dai, via. Anche purtroppo sono andati ai box anche Brenton, gli altri. Che sfiga, oh, però puttana troia. C'è un po' di casino. Viale addirittura 15esimo, evviva. No, ma ha problemi anche lui. Dai, Vial, che Cristo di un Dio. Ancora. Mamma mia che macchina della chicco. 11esimi, non abbiamo neanche il bonus purtroppo. C'è una bagarre impressionante. Abbiamo una macchina veramente scarsa. Diciottesimi e 14esimi, ragazzi, aiutatemi a capire come far andare la mod della Formula 1 tutto ufficiale, perché rimane schermata nera all'inizio e basta. Non capisco il perché. E Vial, vabbè, Vial ha perso tutto, è tornato davanti Costa. Costa torna davanti, che però anche lui ha ancora problemi, cioè ragazzi, il festival dei problemi proprio. Prima gara da dimenticare assolutamente. Con un monoposto così non facciamo molta strada, Fioi. Costa sta provando un miracolo. Ma siamo troppo più lenti. Tanti hanno problemi meccanici, mancano 2 giri. Pit stop per Fox. Mamma mia, inizia l'ultimo giro. Anche le gomme finite via, ma ormai onestamente sono abbastanza deluso perché non pensavo di essere così in difficoltà. Dobbiamo veramente fare un miracolo, raga. Un miracolo sportivo per arrivare sesti. Ma insieme con il vostro tifo noi possiamo tutto, perché noi siamo i comendiani pazzi. E finisce qua, ragazzi. Possiamo essere soddisfatti. Boh. Va bene. Finisce qua la prima gara in Formula 1. Mamma mia, che dura che è durissima. È veramente, veramente dura. Dai, che sta gara finisce o no? Tutti col fumo comunque, tanti hanno problemi di prestazioni, chiaro, cioè di affidabilità. Vince sta puttana di merda. Sì, beh, la sciarpa tutto 20, cioè il bug del gioco, è il buggone. Ok. Controllo, sono tutti squalificati. Dai, dammi una gioia. Niente da fare, 14esimi e 18esimi. Vabbè, dai, alla fine va buono. Perfetto. Mamma mia, per me sarà impossibile fare il risultato, eh. Ah beh, se vedo la possibilità di cambiare squadra, la cambio, ragazzi, lo sapete, cioè io devo approfittarne di queste cose. Mamma mia, che scoppola, ragazzi, che scoppola. Vabbè. Non prendiamo un po' di soldini. Raga, adesso ci guardare con calma le regole. Al di sotto dell'obiettivo, grazie. Raga, sotto il comandante veneziano sarà veramente dura. Aspetto consigli. Ciao!